Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Alongi per l'ITV, la voce del campo, benvenuti all'ultima giornata, all'ultimo capitolo di questa stagione, questa regular season di eccellenza siciliana Girone A. Eccolo qui l'ingresso in campo delle due squadre, Casteldaccia, oggi formazione di casa qui allo stadio comunale di Marineo, Casteldaccia in maglia gialla, mentre Oratorio San Ciro e Giorgio in maglia schiacchi bianchi e rosso sono in due, uno è Sheriff, l'altro è Pucci. Ora vuole lo schema in avanti, prova l'allenamento sicuro, poi al 10 Mocciaro scarica Sheriff, controlla col destro, col suo serve il traversone sul secondo, occhio lo stacco di testa di Spampinato che fa la torre per metterla dentro, resta vagante al limite dell'area, ha provato qui la botta Pucci, capocannoniere iniziato attaccando l'Atletica, scambio buono qui Sferrusa e Sheriff, può andare dentro Joseph Sheriff per l'inserimento di Mocciaro, la mandata alta rischiosa con Rotaro che recupera, cerca di andare avanti con Barbera che può credere, Calandra ritorna in porta, Camiolo ci vuole andarla a prendere, Camiolo contro Barbera, palla tra i piedi dell'11 che cerca di incrociare sul secondo palo, batte Sheriff, Pucci dentro, palla da Arcoleo, la chiama Sheriff, palla corta, non arriva, però recupera bene così Arcoleo, sguardo verso la porta, potrebbe avere anche il destro per andare dentro, non arriva da Sferruzza da quella posizione, due per parte, calci d'angolo, entrambi dallo stesso lato di gioco, detto, occhio, dentro, Arcoleo mette giù, viene aggredito da tre maglie avversarie, presi Giacomo, gioca corto, Spampinato in mezzo, Palalotto, Pucci, gioca Sheriff, si sovrapone pure Camiolo, Joseph Sheriff, viene avanti, Sferruzza di prima, doppio scambio, ancora Sferruzza, palla sul destro, viene chiusa su quel piede, ora si va al 6, Camiolo, Raia, la deve di Spampinato che deve abbassarsi un po', arriva da Mocciaro, la deve girare Mocciaro, c'è la tre piedi, arriva col tempo giusto da Pucci, Pucci verticale, Sferruzza di prima, mette in porta per il gol, arriva Fazio, il gol dell'1-0, il gol dell'1-0 del Casteldaccia che arriva su una buona impostazione, a pochi tocchi del Casteldaccia che riesce a proporsi con persone da andare in avanti, Sferruzza questa volta da goleador serve l'assi, se fa il gol che fa l'1-0 per Fazio, poi Camiolo con il Casteldaccia che ha preso fiducia, ha preso confidenza sulla partita per il gol trovato da Fazio 2 minuti fa. Camiolo ancora, recupera in maniera regolare su Daniello, giocata verso Sheriff, palla dentro, non arriva Sferruzza, appoggia dal 4, Gambino lancia, va sul lato opposto, alla ricerca di Francesco Tripiano, trovando per l'anticipo di Spampinato, ora può andare avanti il campo aperto Sheriff, mentre aspetta l'avversario, Sheriff per Sferruzza, eccola che arriva il bomber, Sferruzza, vuole passare ancora Sferruzza, bene, verso la porta, chiusa, bene qui, frena sul primo palo, Sheriff, verso il secondo palo, Rai di testa fa la sponda in aria mentre salta Spampinato, si arrampica, non arriva Spampinato, la tiene in campo quasi sulla linea laterale, ora gestisce Pucci, salta l'uomo, va in avanti, Mocciaro di prima, ricerca di Camiolo che si lancia allo spazio, Camiolo largo di pochissimo sul primo, Sferruzza la mette giù, Sferruzza ora vuole puntare, salta l'uomo, ancora Sferruzza, manca la sua rete, Sferruzza entra in rigore, salta tutti, va giù, non c'è niente per l'arbitro, c'è per proseguire il gioco, Sferruzza, Calandra con calma, lungo il suo lancio, alla ricerca dell'area, Maggio di testa, la manda più lontano che può, Gambino non sente con Barbera, va giù, già fallo, anche ora, Mocciaro, vorrebbe andare a Sferruzza, Sferruzza cerca di portarla sul destro, scalciato, non c'è niente, lascia proseguire, Mocciaro, destro, verso Sferruzza, occhio che buona, Sferruzza, fermato, c'era il 3, Camiolo, tenta di andare dentro, Sferruzza va giù, cerca il contatto che non c'è, Di Peri gioca dietro al limite, a rimorchio, pronto per il tiro, forse controllo un po' lungo, entra in aria, quello che arriva il mancino dentro l'area di rigore, tolto dal Casteldaccia che ora vorrebbe andare in contropiede, Pici la chiama Sferruzza sulla corsa e contropiede sopra la c'è pure abbatte sul lato opposto, Sferruzza ancora, corre, trattenuto, Sferruzza contro Marino che continua a uscire, Spampinato, Sferruzza strappa ancora, Sferruzza, occhio contro Marino, esce ancora, Maggio vuole il tiro da fuori, Calandra deve bloccare, bucata di Vinicius, ci arriva Vinicius, occhio, occasione per l'oratorio, eccolo che arriva, ritrova Calandra, quando siamo al 90esimo ora, aspettiamo comunicazioni da parte del direttore di gara sull'eventuale recupero, Camiolo, scambio con Sferruzza, ancora Camiolo, la vorrebbe sulla corsa il compagno che ha il tiro da fuori, Marino si va a trovare pronto qui sulla botta, Gambino, può andare Alessio Gambino, vorrebbe l'imbucata, bene qui alla ricerca di Vinicius, un'altra occasione simile a prima, Vinicius contro Calandra, la manda alta Vinicius, abbatte, vuole far correre ancora, poi la carezza lì, Sferruzza a cercare il primo, Marino, Oratorio San Ciro e Giorgio al 95esimo, Gambino dentro, cerca la gira da Maggio, la manda larghissima mentre fischia 3 volte il direttore di gara, fischia 3 volte il signor Azzolina, manda le squadre di spogliatoi, vince Casteldaccia e finisce così questa regular season.